Pace e bene, iniziamo la Santa Messa dal Santuario di San Leopoldo a Padova con il canto dell'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo Sant'Ignazio da Laconi, religioso, frate cappuccino, nasce nel 1701 a Laconi, Sardegna. Vestì l'abito francescano nel 1721, si dedicò all'ufficio di questuante per 40 anni, durante i quali diede uno splendido esempio di umiltà, di carità e di preghiera. Dio inoltre lo arricchì di particolari doni che lo fecero venerare da ogni classe di persone. Morì l'11 maggio 1781 a Cagliari. Fu proclamato santo nel 1951. E per celebrare questa Eucaristia in cui ricordiamo questo esempio di fede, di carità, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo il perdono del Signore. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai guidato Sant'Ignazio da Laconi sulla via dell'umiltà, dell'innocenza e gli hai dato di raggiungere le vette della perfezione praticando l'amore verso i fratelli, concedi anche a noi di imitarlo, osservando fedelmente il precetto della carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì, percorreva di seguito la regione della Galazia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture.
Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Dio è Re di tutta la terra. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sì, a Dio appartengono i poteri della terra, egli è l'eccelso. Alleluia, 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 alleluia. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, l'invito di oggi del Vangelo è quello di pregare nel nome di Gesù. Un invito molto importante, che prima di tutto implica la certezza che è Cristo che prega il Padre per noi continuamente. E di conseguenza è importante che noi ci lasciamo coinvolgere, trascinare
in questo flusso di preghiera che lega il Figlio Gesù al Padre. Nella preghiera Cristo ci parla continuamente del Padre e guardando a Cristo noi vediamo il Padre. Questo tipo di preghiera nel nome di Gesù implica il coraggio e l'audacia di pregare come Cristo ha pregato, di chiedere tutto quello che Lui, pregando, ha chiesto al Padre suo. Una preghiera così vissuta rimanda al Vangelo, anzi, diventa essa stessa Vangelo vivente. Ci viene in aiuto, pensando a questo tipo di preghiera, San Francesco di Assisi, che nelle fonti francescane viene definito un uomo fatto preghiera. Dicono così: dialogava spesso ad alta voce col suo Signore, rendeva conto al giudice, supplicava il Padre, parlava all'amico, scherzava amabilmente con lo sposo e in realtà per offrire a Dio in molteplice olocausto tutte le fibre del cuore considerava sotto diversi aspetti colui che è sommamente uno. Spesso, senza muovere le labbra, meditava a lungo dentro di sé e concentrando all'interno le potenze esteriori, si alzava con lo spirito al cielo. In tal modo dirigeva tutta la mente e l'affetto a quell'unica cosa che chiedeva a Dio. Non era tanto un uomo che prega, quanto piuttosto egli stesso, tutto trasformato in preghiera vivente. E allora vogliamo pregare il Signore perché ci doni il suo Spirito Santo per poter entrare in questa preghiera che lega Gesù al Padre. Insieme, vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti e riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, i doni della nostra povertà che presentiamo al tuo altare nel ricordo di Sant'Ignazio da Laconi, ci facciano partecipare pienamente al mistero della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Antonio, Maria e Rita, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio da Laconi, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci uniamo alla preghiera di Gesù verso il Padre con le parole di Gesù stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non condurci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donatemi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Soltanto una parola e io sono salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen.
Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori. Cantate a Lui lode e onore. È Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Al numero 90. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto, mi ha guarito dall'angoscia, per sempre lo amerò. Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori, cantate a Lui lode e onore, è Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Dio protegge il povero, ascolta la sua voce, consola le sue pene e guida il suo cammino. Quelli che cercano il Signore non saranno delusi, solo che guardino a Lui saranno salvati. Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori, cantate a Lui lode e onore, è Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Preghiamo. Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore. Conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai lietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Regina Celi.
Signore.